Gloria a Dio. Andiamo a aprire la Bibbia nel Nuovo Testamento, il libro degli Atti degli Apostoli. Leggeremo il capitolo 12. Gloria al Signore. Atti, capitolo 12. Dal primo verso leggeremo tutto il capitolo. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi. Vogliamo onorare la parola del Signore. Amen. Posso leggere? Avete trovato? Dio sia lodato. Amen. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, vedendo che ciò era gradito ai giudei. Continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati presto, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali, e Pietro fece così. Poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: tu sei pazza. Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: è il suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare, e non avendolo trovato processò le guardie e comandò che fossero condotti al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Erode era fortemente irritato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui
e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese riceveva i viveri del paese del re. Nel giorno fissato Erode indossò l'abito regale e sedutosi sul trono tenne loro un pubblico discorso. E il popolo acclamava: voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio, e roso dai vermi morì. Intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme, prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Accomodatevi. Il libro degli Atti degli Apostoli non è altro che la storia della Chiesa. Descrive gli avvenimenti che sono succeduti dopo la risurrezione di Cristo. La Chiesa inizia a camminare, si forma, ma viene perseguitata, continuamente perseguitata. E abbiamo letto, in quel periodo, il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, vedendo che questo era gradito al popolo. Pensate, perseguitava la Chiesa, fece uccidere un credente, un cristiano, un apostolo, perché questo era gradito al popolo. Erano tempi duri, difficili, proprio come i tempi che oggi stiamo vivendo. Ma mentre succedeva tutto questo, andò oltre l'uccisione di questo fratello, fece anche imprigionare Pietro, che era considerato un po' uno dei leader, no? In quel momento della Chiesa. Lo fece mettere in prigione, lo fece custodire come un terrorista, potremmo dire, no? 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, 4 per 4, 16 persone, 16 soldati che dovevano sorvegliare un uomo pericolosissimo come Pietro, pensate. Messo in carcere, era così pericoloso che gli hanno messo pure i ceppi ai piedi, le catene, tanto era pericoloso. Ma mentre succedeva tutto questo, la Chiesa stava agendo. La Chiesa agiva come? Pregando. Abbiamo letto: ma fervide preghiere erano elevate a Dio in favore di Pietro. Amen. Amen. Come reagisce la Chiesa nei momenti di difficoltà? Con la preghiera. La Chiesa in Ucraina non sta agendo facendoti dare un fucile e aiutando ad ammazzare i russi, non sta agendo così, sta agendo pregando, chiedendo al Signore di mettere pace, chiedendo a Dio di intervenire. E noi stiamo aiutando anche in questo modo, con la preghiera, anche in una forma attiva. Vi ho detto prima degli aiuti, no? Che stiamo preparando, che devono arrivare, gloria a Dio, ma molto può la preghiera. E mentre pregavano succedette qualcosa. Mentre Pietro era in prigione, la Chiesa prega, ecco che Dio manda il suo angelo. Pietro stava dormendo, aveva la consolazione di questi 2 soldati accanto, lui era nel mezzo, e si era addormentato pure Pietro. Ma quest'angelo lo sveglia: oh Pietro, alzati, svegliati, dobbiamo andare via da qui. Le catene che aveva ai piedi si spezzarono. Oh, gloria a Dio. Amen. Vedete cosa succede per la preghiera quando la Chiesa prega? Non considerare una cosa inutile la preghiera. Se hai un bisogno, se ti senti in carcere,
se ti senti imprigionato, se ti senti in catene, prega il Signore e chiedi aiuto alla Chiesa in preghiera. Stai sicuro che la Chiesa pregherà insieme a te. E se non ce la fai a pregare, la Chiesa pregherà al tuo posto. Ma dobbiamo pregare il Signore. Perché quando la Chiesa prega in ginocchio, l'esercito che sta in piedi cade. Gloria a Dio. A me è una frase che ho letta e mi è piaciuta. Veramente. Ma non solo la Chiesa. Un'altra frase che ho sempre ascoltato anche da bambino. Quando la Chiesa trema, l'inferno trema. A me non sono citazioni bibliche. Sono citazioni di fratelli che hanno avuto esperienza e hanno tramandato la loro esperienza alla Chiesa, incoraggiando la Chiesa alla preghiera. Non mettere da parte il Signore, prega il Signore. Pregavano il Signore ed è avvenuto qualcosa. Dio ha risposto, ha mandato il suo angelo. A me, Dio ha i suoi angeli, sapete? E li manda in favore del suo popolo, dei suoi figli. Gloria a Dio. Quell'angelo liberò Pietro. Pietro pensava di sognare, sto sognando, ma pure seguiva l'angelo. E mentre passavano, mentre correvano, le porte si aprivano. A me, finché giunsero all'ultima porta, una porta di ferro. Una porta che dava poi alla libertà, alla strada, no? E anche quella porta di ferro, credo ben chiusa, si aprì da sola. Dio apre le porte. Non temere quando una porticina si chiude. Sappi che quando una porta si chiude, un portone, poi si apre. Amen. Perché è Dio che apre le porte, è Dio che chiude le porte, è Dio che apre le porte. Amen. Gloria al Signore. E Pietro trovò la libertà, perché Dio ancora oggi libera dalle catene. Amen. Libera dall'angoscia, dalla prigionia del peccato, dalla sofferenza. Dio libera. E quello che è avvenuto a Pietro è stato liberato. Che la Chiesa pregava. Cosa poteva fare la Chiesa? Pregava. Ma mentre pregava, ecco che Pietro bussa alla porta. C'era questa donna, Rode, va a vedere chi è. Pietro. Ma come, stavano pregando per Pietro? O sbaglio? Avete capito così anche voi nella lettura? Fratelli, c'è Pietro. Sei pazza? Non può essere. Ma stiamo pregando per Pietro. Non può essere Pietro. Eppure stavano pregando per Pietro. Tante volte siamo così anche noi. Preghiamo, ma non riusciamo a vedere che poi il Signore ci ha risposto. È vero? Grazie per me. È vero, siamo così, fatti così. Ma il Signore ci ama lo stesso. Gloria a Dio. Sono io, Pietro. Il suo angelo. Apritelo, fate entrare, no? Beh, siamo decisi a farlo entrare. Cosa fa Pietro? Testimonia. Racconta come il Signore lo aveva liberato. Racconta, testimonia. Dio ci dia grazia di avere sempre qualcosa da testimoniare. Gloria a Dio. Sto pregando che quando ci sono le testimonianze vedo alzarsi dei fratelli, delle sorelle che hanno qualcosa da raccontare. Perché è bello poter raccontare qualcosa, esperienze, considerare, pensare, riflettere, no? Come il Signore ha risposto a una determinata richiesta, a una preghiera, in uno stato d'angoscia, un momento particolare. Ne viviamo di questi momenti, vero? E quando viviamo questi momenti, ci rivolgiamo a Dio o no? E dopo aver pregato, abbiamo ricevuto la risposta o no? Io credo di sì.
racconta quello che il Signore ha fatto per te e che continua a fare. Amen. Pietro testimonia. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Ma intanto la Chiesa era perseguitata, però abbiamo letto, anche se era perseguitata, cresceva. Amen. E io credo che ancora l'opera di Dio andrà avanti. È andata avanti fino ai nostri giorni, andrà ancora avanti. E credo che per questa guerra molti altri si convertiranno al Signore. Non era questo l'obiettivo di Putin, ma vedremo altri convertirsi al Signore. Che ne dite? Possiamo dire amen? Amen. Alleluia. Molti vogliono fermare l'opera di Dio, hanno piani, ma i piani dell'uomo non sono i piani di Dio. E Dio è potente da cambiare le cose, le circostanze negative e dolorose in benedizioni per la Chiesa, per la sua Chiesa. Amen. Quest'uomo Erode era così convinto di sé, pensava quasi di essere un Dio, ma ha fatto una brutta fine. E nella storia uomini che pensavano di essere delle divinità, e invece poi la storia ci racconta, abbiamo studiato, no? Che tutti questi uomini hanno fatto sempre una brutta fine. Uno solo è morto ed è risorto, e ancora oggi vive. Amen. Ed è Gesù Cristo il Signore. Amen? Erode aveva questo appuntamento, questa conferenza con i Tiri e i Sidoni che volevano la pace, perché avevano un beneficio da lui, gli provvedeva i viveri. Ciò non ci conviene fare guerra con Erode, andiamogli a parlare di pace. Tenne un pubblico discorso, tanto che il pubblico diceva: non è voce di un uomo, è voce di un Dio. E lui... E in questi giorni sto facendo un po' una riflessione, no? Ma dico, ma è vero, ci sono uomini così capaci di attrarre le persone che veramente non riesco a capire come fanno. Pensate a uno come Hitler, no? Piccoletto, brutto, non era che... Quando parlava lui, i tedeschi, sì, andiamo a uccidere gli ebrei. Altri, Lenin in Russia, altri leader, capaci di coinvolgere masse intere. Vero? Carisma, un carisma, è un carisma, lasciatemi dire, diabolico. Non è un carisma che viene da parte di Dio. Porta guerra. Un carisma che viene da parte di Dio. Magari ci fossimo uomini così, parlare, predicare e coinvolgere tanti, verso l'amore di Dio, verso la grazia di Dio. Ma non per la bravura dell'oratore, ma per la potenza dello Spirito Santo che tocca i cuori. Amen. Amen. Alleluia. E riflettevo come questi uomini, piccoletti, anche questo Putin, non è che sia alto, tutti piccoli sono. Ma sono tremendi. E i russi stanno lì sottomessi. Non so se Erode era alto o basso, però ha fatto una brutta fine. I russi comunque non sono tutti come lui avrà nemici a casa sua. Gloria a Dio. Però vedete, Erode pensava di essere un Dio ed era acclamato come un Dio. Venne un angelo, morì e i vermi lo hanno corroso. Vedeva una brutta, altro che Dio. Fratelli, la gloria va solo a Dio. Amen. Dobbiamo dare gloria a Dio. Ci siano uomini di Dio, veramente, ma la gloria va a Dio. Ma quello che voglio ribadire, prima di concludere, è che è molto può la preghiera della Chiesa, ma non una preghiera superficiale. Dobbiamo imparare a fare delle fervide preghiere, perché è scritto: ma fervide preghiere furono elevate dalla Chiesa a Dio in favore di Pietro. Fervide preghiere con fervore, con profondità,
con cuore aperto e sincero. Amen. E allora la preghiera supererà il solaio di dove ti trovi e andrà ancora in alto, e ancora in alto, supererà il cielo. Amen. Ma ancora di più, la preghiera salirà fino all'orecchio di Dio. Ma ancora di più, oltre all'orecchio di Dio, salirà al cuore di Dio. Amen. Alleluia. Desideriamo essere più ferventi o no? Non passivi, ferventi. Non freddi, ma più caldi. Amen. Amen. Aboliamo ogni freddezza, fratelli. Non possiamo essere freddi, spettatori. No. Dobbiamo partecipare nell'adorazione. Partecipare al culto, non solo con la presenza, ma con tutto il cuore, nell'adorazione, nel cercare insieme il Signore. E allora avverrà qualcosa. Tremerà non solo l'inferno, ma tutto tremerà, perché la presenza di Dio sarà forte e sarà tangibile. Amen. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare adesso il Signore ringraziandolo dopo quello che abbiamo letto e udito.